Cosa ci dobbiamo aspettare dalle temperature dei prossimi giorni? Allora, la tendenza è verso un calo graduale di questa ondata di caldo, quindi soprattutto il disagio legato all'afa e all'umidità si è già ridotto nelle ultime 24 ore, rimarremo comunque in un contesto umido, quindi non sparirà completamente, ci sarà comunque appunto questo contesto nuvoloso amplificherà in qualche momento anche questa percezione di caldo, però a livello termico di temperature assolute il picco è già stato superato. Entriamo in una fase più dinamica in generale, quindi vuol dire che torneranno i fenomeni di instabilità sul Mar Ligure, i contrasti, e questo quindi localmente andrà ad alleviare questa sensazione di caldo, e qualche contrasto potrà essere anche di forte intensità sul mare. Prevediamo tutta una serie di passaggi anche per noi previsori. Adesso entriamo in un periodo più difficoltosa appunto proprio in chiave previsionale, perché stante l'elevato calore questi fenomeni possono anche scoppiare all'improvviso, quindi i modelli con più difficoltà riescono a inquadrarli soprattutto sul breve e lungo termine. L'ondata di caldo di quest'estate rappresenta un'eccezionalità o comunque una tendenza anche rispetto agli ultimi anni e quello che ci dobbiamo aspettare poi per gli anni a venire? È stata un'ondata di caldo importante per la nostra regione. A livello nazionale se ne sono avute di più severe. Quello che è importante appunto constatare, dati alla mano, è stato il picco elevato di umidità combinata a temperature medio-alte. Non si sono superati veri e propri record come per esempio è accaduto il 7 agosto 2015, ma è importante raffrontare questi valori con un'umidità che è stata spesso del 70-80%, quindi noi facendo raffronto per esempio con una centralina che ha piuttosto lunga la serie storica di dati, quindi quella del Rapallo Boate, si può vedere come l'Humidex, che è l'indice bioclimatico che esprime maggiormente questo disagio fisiologico legato all'afa, quindi alla scarsa traspirazione del corpo umano, mostra valori importanti che sono proprio al limite del pericolo per la salute, ecco.